Onorevole La Roccaluolo, la riorganizzazione della rete ospedaliera è un work in progress da cui ci si attende parecchio. Sì, oggi devo dire che ringrazio per questo il direttore Capodieci per aver voluto condividere con i deputati della provincia quella che è l'idea dell'ASP, della nuova rete per quanto riguarda l'ASP di Agrigento. Ovviamente dopo il Covid tutti aspettiamo in qualche maniera una rimodulazione più efficiente, più efficace al servizio dei cittadini. Mi convince molto quello che il direttore porterà in assessorato, e cioè a dire intanto partendo dall'hub stroke per Sciacca, prevedendo proprio un servizio che possa essere a supporto per la parte della provincia di Trapani a ovest, per la parte del Palermo sud e poi per la parte di Agrigento est, cioè tutta questa zona che insiste sull'ospedale di Sciacca quando parliamo di bisogno di sanità. L'altra cosa per me importante, l'ho detto al direttore e mi pare che così rimanga, avere le unità operative complesse invariate, a cominciare dalla oculistica per passare a tutte le altre. E la cosa che mi permetto di suggerire, che va a supporto della oncologia, è anche un servizio hospice. Il nostro territorio è sguarnito di questo supporto fondamentale, mi auguro che nella rete questo possa essere calato. Oggi però va puntualizzata una cosa per evitare diciamo speculazioni, e sulla salute l'ho detto più volte, le speculazioni non ci devono essere. Oggi non è altro che una distribuzione di posti letto e una macro, diciamo così, attenzione a quelle che poi saranno tutte le decisioni che verranno prese nelle sedi istituzionali, a cominciare ovviamente dalla Giunta per passare poi alla Commissione Sanità, dove poi tutto questo verrà diciamo così autorizzato. L'altra cosa che mi sembra importante, pensando anche al disagio della montagna, è il discorso di vedere la casa di cura che insiste sul territorio di Santo Stefano Quisquina come luogo anche qui per lo stroke, avendo loro un eliporto. Una cosa altrettanto utile e che noi più tempo abbiamo portato avanti e che oggi si concretizza, e mi auguro che poi passi in Commissione Salute, è vedere riconosciuto l'ospedale di Ribera come ospedale zona disagiata. Questo, diciamo così, sgancerebbe in qualche maniera quell'area e metterebbe nelle condizioni l'ospedale di Ribera di funzionare ancora meglio rispetto a quanto stia facendo oggi. Quindi è l'idea di mettere e di unire gli ospedali di Licata e Canicattì e farne un DEA di primo livello altrettanto importante. Quindi rivedendo tutta la rete ospedaliera della nostra provincia, questi tre presidi di DEA di primo livello mi sembra una buona idea, come pure la distribuzione dei posti letto. Ovviamente, lo ripeto ancora una volta, siamo all'inizio, bisogna poi seguire tutto l'iter fino all'approvazione della rete che avverrà in Commissione Salute. Direttore Capodieci, qual è il valore di questo tavolo tecnico che si è svolto oggi a Palermo sulla nuova definizione della rete ospedaliera regionale? La rete ospedaliera della provincia di Agrigento è stata oggetto di condivisione in un incontro fatto il 23 di ottobre all'assessorato alla salute, alla presenza del direttore della pianificazione strategica e alla presenza dei componenti del tavolo tecnico. La formalizzeremo questa proposta nei dettagli domani mattina, entro la data di scadenza che è il 31 di ottobre, e abbiamo pensato, per un gesto di cortesia istituzionale e nello stesso tempo di trasparenza, di condividere questa nostra proposta con la deputazione della provincia di Agrigento. Questo per fare in modo che, se ci fossero state delle proposte alternative o delle resistenze alla nostra proposta, le avremmo potute discutere. Oggi si è svolta in un clima di assoluta serenità, abbiamo fatto la nostra proposta e ora i deputati che fanno parte di chi poi voterà in sesta commissione o la proposta complessiva che poi l'assessorato porterà. Noi siamo un organo tecnico, ma poi alla fine la decisione sarà politica. Onorevole Cambiano, la giornata di oggi è dedicata alla condivisione di spunti, di intenti sulla nuova
della rete ospedaliera regionale? Beh, la condivisione e il confronto sono alla base anche della crescita territoriale e dell'incremento dei servizi offerti, perché poi è quello che si misura la qualità dell'impegno politico. Una giornata importante, prenderemo visione della rete ospedaliera e ovviamente non mancheranno i momenti di confronto, se necessario tutelare territorialmente quei presidi ospedalieri che nel corso degli anni sono stati penalizzati, e credo che ci sia tutta la volontà politica da parte degli enti preposti, oltre che dalla direzione sanitaria, di andare incontro alle esigenze dei cittadini e alle esigenze territoriali.